Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Bisogna all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Andiamo subito a vedere gli aggiornamenti di cronaca. Partiamo subito da Trieste perché il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo regionale, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Trieste, ha sequestrato 4,3 tonnellate di cocaina e sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 38 persone tra Europa e Colombia. Sono stati inoltre sequestrati quasi 2 milioni di euro in contanti. Restiamo in tema, ma ci spostiamo in questo caso al carcere di Tolmezzo per un'altra notizia dove un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di massima sicurezza di Tolmezzo è stato tratto in arresto per reati legati alla droga e ai dispositivi cellulari. L'arresto è stato eseguito venerdì scorso, ma la notizia è stata diffusa nelle ultime ore. In giornata sarà celebrato in tribunale a Udine la convalida di arresto. E adesso parliamo di economia, opportunità per il mondo giovanile e non solo. Uno speed date per cercare non l'anima gemella, bensì clienti, collaboratori, fornitori e perché no, nuovi amici. Si chiama It to Meet ed è il simpatico evento organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori di CNA Friuli Venezia Giulia per offrire opportunità alle aziende della regione e poter promuovere la propria attività. L'evento è in programma questa sera ad Azzano X, una delle location più belle della regione, comprende 4 portate e 3 cambi di tavolo per scambiare 2 chiacchiere con gli altri ospiti. Lo speed dating aziendale è un social game ideale per facilitare gli incontri di lavoro attraverso una chiacchierata limitata nel tempo. Ci si affida al proprio istinto e al sesto senso, perché spesso è davvero la prima impressione quella che conta. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Come sempre aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net oppure attraverso le nostre pagine social collegate. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.